Mo guarda chi ci vede. Deve andare, deve ricontattare. Chiedo scusa, Mi dica. sono molto interessato all'ospite di questa sera, Tariq Ramadan. Mi pare che ci sia qualcosa di edito in Italia. Ma li abbiamo finiti quelli che avevamo. E quindi non c'è la possibilità, diciamo, in 10 minuti di leggere nulla su Tariq Ramadan. Però tu puoi giurare che nella tua libreria non c'era niente? Ma Avevamo due cose. ti ricordi che cosa avevate? Avevamo Maometto Sì? e quello portato. Mi manca, abbiamo provato a ordinare l'ultimo che era uscito, che era l'Islam e l'Occidente. Sì? Ma non ce l'ha mandato. Ecco, è un autore che si vende dalle tue parti? No? Tu dici cosa si legge sull'Islam? Sull'Islam, oltre al Corano, cosa si legge? Ramadan no, cosa si legge qualcosa? Tu che sei un'esperta, se non lo sai tu... Io non sono un'esperta. Beh, vabbè, dissimula... Ma Giovanni viene questa sera? Credo sia andato a Ha resistito alla tentazione di sentire Tariq Ramadan. Beh, noi allora ci accontenteremo della tua offerta, perché tra l'altro vedo c'è Cardini. Di cosa hai di Cardini? Cos'è di Cardini? l'Europa e l'Islam. L'Europa e l'Islam, l'invenzione del nemico. Noi e l'Islam musicalmente è una scelta di testi L'Europa e l'Islam, l'invenzione del nemico, tutte cose interessanti che tu leggi personalmente? Non è il tuo genere. Sono sincera. Tu confermi che è un genere difficile per i lettori medi del... Penso dipenda da chi scrive. Sì, ecco. Penso Cioè. dipenda da chi scrive. Tu hai paura degli stranieri? No? Cioè perché sai, a Udine tante persone magari sono preoccupate, l'immigrazione. No, non è una cosa che mi fa preoccupare. Credo che Meglio leggere i libri comunque, dai. Ciao, Ciao, grazie. Ciao.